come vuoi fa compromettere? Quella è una femmina onesta. È una femmina onesta e se va a pigliare maritellato. E che lo piegano marito se sta zitto. Forniscela. Perché ci mangia la coppa. Io? E figlia a te, schifoso. Forniscela! Calma. Calma. Prima gente rinda che facciamo? Calma. Canceretta, io sono una pazza. Non ne ho vero, non ce n'è. Non ce n'è, non ne ho vero. Marito mio non mi faceva. Che mi va tanto bene. Ma va bene. Ho marito, ma va bene. Io non so più niente. Moglie mi ha dato lui. Figlio mi ha dato lui. E io chi sono io? Io chi sono io? Io sono scornacchiato, io chi sono? Mora! No, io non la tengo la forza di uccidere. Ma ti sto campa, io non posso campare. Mora! Non ci vega! Allora, i testi di cui parliamo oggi sono Fatto di cronaca, Figliata e L'ultimo scomizzo. Mi voglio soffermare sul Fatto di cronaca, che è molto interessante dal punto di vista filologico, perché si basa su di una scena iniziale, Fora Loggia, un bozzetto iniziale del 1918, che poi si sviluppa nei 3 atti successivi. Questo Viviani lo fa spesso, anche con Montevergine, anche con lo Sposalizio, questo procedere da un bozzetto iniziale all'opera più completa, è un suo modo di scrivere e di procedere. E poi è molto interessante anche il doppio finale, in uno che Viviani dettò al figlio e che è riportato nell'edizione Ilk del 57, quella senza la musica, Scemulillo muore tragicamente, invece nel secondo, invece quello della edizione Guida poi riportata sulla piattaforma Elea Unisa, invece Scemulillo finisce in carcere. Perché finisce in carcere? Per falsa testimonianza, perché prima ha detto che Arturo, il marito tradito di Clara, è stata la causa della morte di Clara, perché l'ha strattonata, l'ha spinta e Clara è caduta dal terrazzo ed è morta, invece poi successivamente ritratta, dice che ha sbagliato. Scemulillo è disorientato, sofferente, non sa come si deve comportare, si muove in maniera appunto anche molto discontinua, è una vittima di questa situazione molto più grande di lui, una situazione nella quale egli alla fine soccombe nella misura in cui è capitato questo destino così crudele, cioè prendere una decisione. Lui, piccola persona, così debole, deve decidere. E questo è un testo perciò molto molto interessante. Buonasera e benvenuti al nostro abituale appuntamento oramai del sabato con Viviani. Oggi il protagonista di questa nostra conversazione
e Nello Massa. Nello Massa è un attore e un regista che molti di voi naturalmente conoscono e ha un lungo, articolato, importante percorso nella scrittura di Raffaele Viviani. Pochi minuti fa avete visto un frammento della Figliata che andò in scena nel 2017 a Castellammare di Stabia, proprio in uno dei cantieri, dei nostri cantieri viviani. Parleremo ora con Nello Massa invece del suo percorso nella storia del teatro di Viviani, nel suo essere attore all'interno di una drammaturgia tanto importante. Solo per citare qualche titolo, L'ultimo scugnizzo, Fatto di cronaca, I 10 comandamenti, sono spettacoli grandi rimasti nella nostra storia, grandi perché scritti in maniera meravigliosa da Raffaele Viviani, grandi perché hanno toccato il pubblico con la forza di uno spettacolo ben riuscito. Nello, il tuo lavoro nel teatro di Raffaele Viviani, quanta emozione ti ha dato? Che cosa è stato? Che cosa è significato? Io ho conosciuto Viviani strada facendo, lungo le strade di Napoli notturne, perché io quando ero giovane ho avuto la fortuna di frequentare a lungo il professore Vittorio Viviani, il figlio di Raffaele, persona di grande intelligenza, di grande cultura, e sono indimenticabili quelle notti passate con lui attraversando le strade di Napoli. Lui ogni tanto si fermava a un bar aperto a prendere un cappuccino, lui sorseggiava il cappuccino non dalla tazza ma col cucchiaino, cucchiaio per cucchiaio. E durante queste passeggiate notturne lui mi parlava di Raffaele Viviani, citando Viviani lui diceva il poeta, non diceva mai né Viviani né papà. E mi illustrava naturalmente tutto Viviani. Poi riconobbe in me, che il cielo lo abbia in gloria, una qualità vivianesca, e mi ripeteva continuamente che dovevo fare il repertorio di Viviani perché io ero Scemolillo. Tu hai capito che sei Scemolillo? Tu sei Scemolillo, o puoi capire o no, tu sei Scemolillo. E io all'epoca non capivo ancora se dovevo essere orgoglioso di questa investitura o offendermi un po'. Poi capì che invece Scemolillo era il più grande personaggio che abbia mai scritto Viviani, protagonista di Fatto di cronaca, che io poi feci come seconda tappa del mio lungo percorso vivianesco in un'edizione storica. Debuttammo a Spoleto, andammo avanti per 3 anni, andiamo persino in Australia in tournée. E quindi io, come devo dire, conservo di Raffaele Viviani il ricordo del figlio, del professore Vittorio, il quale purtroppo ci ha lasciato prima che io potessi iniziare questo percorso, e questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo.
E va bene, appena arrivo ti informerò. Caro Giardini, arrivederci, sì, arrivederci, a presto, arrivederci. Ah, meno male, va. A chi telefonato? A pensare Giardini per il segretario. Ma ti metti un'altra spesa? Come faccio l'avvocato su guarda che è grande causa? E ti rivolgi all'agenzia. Caduto, che sa, c'è una strada. È stata accorta. Vedi a chi ti metti dentro casa. Qui ci sta il maledetto difetto di tenere sempre tutti i diretti aperti. Oggetti sopra i mobili, soldi dimenticati per tutte le parti. E chiudete tutta a chiave, i soldi vi mettete in la sacca. E oggi bisogna uno che mi dà un aiuto. E per fortuna mi ha detto Giannini che si tratta di un signore. È un ex maestro. Si chiama Dante. Ah, bravo. Sa il chiamone di cognome. Ah, ma io lo chiamerò Dante solamente. E fai buono. Signora Azzullo, sarchiavo. Ma ci manca andare di pasturca. Avanti. Avvocato Razzullo? Razzulli. Vabbè. Come va? Sono io, dite. Avvocato, voi mi avete aiutato? Avete fatto qualcosa? No. Vi occorrono i miei servizi. Sono venuto a vedere se a voi occorrono i servizi miei. Ecco. Voi, il mio segretario. Una persona pratica, pretese modeste. Non guardate, avvocato, sono un uomo onesto. Ma questa benedetta agenzia. Un momento, avvocato, la persona della lettera non sono io. E come ve la trovate? La trova in terra. Come vedete, vi ho dato una prima prova di onestà. Ma chi siete? Un ex scugnizzo. Ah, avete qualche documento? Ma sapete chi sono? Un coppa a quest'ora mi sanno. A quando portava una mutanda di femmine infilata per cappotto e una capponicchia sordata. Ma io ho bisogno di un segretario vero e proprio. Voi sapete leggere e scrivere? Poco. Ma la parlantina è buona. Io che me ne faccio i voci? Come che me ne faccio io? Mia ci vuole uno che capisca di tribunale, di cause, processi, sentenze. Ah, può fare di causa, sentenze, processo e tribunale. Avvocato, in materia mia. Ha già avuto sempre la passione mia a sentire cause per tanti anni, dibattiti, testimoni a carica, a discarico, confronti, incidenti, requisitori del pubblico ministero, arringhe degli avvocati di parte civile e di difesa, articolo B, articolo C, o codice, appunto per non giocare a rind. Non vorrei che usassi a memoria, ma una forte infarinatura a tenga. Se no, non mi permettevo di venire da voi. Fedina penà. Pulita. Qualche notte in due cangieri. E guagliona, per tanti anni senza fissa dimora all'hotel Marciapiede. Ultimo scugnizzo e Fatto di cronaca, 2 lavori nati in un clima entusiasmante al fianco di straordinari attori e di registi molto illuminati. L'ultimo scugnizzo, regia di Ugo Gregoretti, il nucleo centrale, come ben sappiamo, è la rumba degli scugnizi. Io amplificai all'interno di questo brano un po' l'aspetto onomatopeico e interculturale, aspetto onomatopeico in realtà già contenuto nel testo musicale di Viviani, queste microcellule cic 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 cic. Io le amplificai facendo diventare una sorta di tormentone, un ostinato ritmico, e sul finale reinventai invece una sorta di filastrocca antifonica di botte e risposte in cui 2 cori si passavano le voci. Come strumento utilizzai quelli della tradizione, ma in particolar modo ricordo che inserì degli strumenti inventati, ricordo l'utilizzo di una latta di benzina capovolta che funzionava un po' come se fosse stato uno strumento a percussione portoricano. Invece nella partitura di Fatto di cronaca, debuttato appunto a Spoleto nel 1987, regia di Scaparro, la trama musicale è un po' più fitta e complessa. Diciamo, la musica in qualche maniera segue con un sismografo i diversi toni narrativi ed emozionali del testo. Abbiamo da un lato un piano che riprende il varietà e le periodiche, con alcuni numeri esilaranti. Vorrei ricordare appunto il numero del Barbiere, interpretato in maniera egregia da Nello Mascia, questo tono scepliniano in cui un improbabile e improvvisato garzone sottopone a Sevizio il festeggiato Don Giovanni, e invece il Cacciavino, interpretato da Ernesto Lama, che era un garzone di vinaio che invece alterava il vino e conduceva corteggiamento delle ragazze. Un numero molto vivace, una canzonetta urbana. Poi c'era invece il tema di Clara, che era un tema molto poetico, che io rielaborai per fisarmonica un po' con un tono francese, che si contrapponeva invece a questo tono della quadriglia, questa danza, questo ballo, diciamo, appunto di società, che veniva continuamente interrotto, un po' con spezzature, con un tono di suspense, quasi, diciamo, hitchcockiana, per creare questo contrasto tra questa specie di
ilarità, diciamo, improbabile invece il dramma che era lì alle porte e che dopo un po', diciamo, appunto si ha. Quindi ricordo che appunto il lavoro mi sembra molto interessante dal punto di vista musicale, grazie appunto alla regia di Scaparro, perché riuscì a trasferire una vicenda tutto sommato di cronaca locale in una dimensione metaforica ed esistenziale di respiro internazionale. Don Giovanni, 100 di questi giorni. E chi l'aspettava più? Già, un numero principale mio, non venivo a fare il mio dovere. Ma potevo venire poco prima, così facevo qualche servizio. Ma servizio? Io oggi non fatico proprio, San Giovanni per me è festa ricordevole. Sono chiuso, apro domani. Fanno belle sti palloncine, è venuto un capolavoro, un effetto fantastico, patriarcale. Hai si va a vedere la vascia. Siamo lì, lo potremmo dire c'è sta. E ti prendi a pigliare bottiglia. Già, quando la gatta non c'è sta, o sole c'ha balla. Come si dice, lontano dagli occhi e viva Garibaldi. E che c'è trase? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ah già, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma che bella morale, Anna Clara, Il marito se ne va stentando la vita a bordo dei vapori. E la signora che ha complicità tuo padre da festa e festicciolo con una branca e spila pippa tua. Dai, che le poco come non Alfredo tutti i giorni. È logico che là amici servono per coprire o contrabbanda. D'altra parte, che la meglio che fa chiesto, che cattive azioni. E che da fa più? Caro mio, ormai si è capito. Il lupo perde il pelo. Il lavoro nobilita la donna. Niente a me, fatta vedere. Deve essere qualche cosa, poter importare poco un cervello. Che vuoi rinforzare? C'ho pezzi di cambio. Io sono nato come in gita. E papà, quando arte mi sa fa, o barbiere, o stagnare, o cosatore, niente, o ferrare. Niente. Non mi sono potuto mai applicare. Mi scordo tutte cose. Domani marittime, dice che sbarcate a Genova. Tu, vieni con me. Scemolillo, che dici, ci para a barba? Potesse passare, ma oggi è San Giovanni, te degli invitati. Fammi tagliare un barbiere. Ma ti prendi la comodità in casa perché la vita papà. Mettami la bocca, baciami da l'occhio. Non è da fa. Ma che la fa? Dammi papà, non dare, rimane da fai a due barbiere. Sto sento la sola, Sto sento, che la scorpa. Aspetta, papà. Fatti legare questo fazzoletto. Sì. Le ferite si rimarginano. Sì, nelle mie regie ho sempre cercato di individuare la motivazione più evidente o quella anche più nascosta, per cui l'autore avesse urgenza di scrivere proprio quella opera in quel momento storico lì. E inoltre ho sempre cercato di rapportare quell'opera scritta in quel periodo storico lì nella nostra contemporaneità.
Una delle regie che mi stanno molto a cuore è sicuramente Festa di Piedigrotta, perché è un'opera monumentale. Festa di Piedigrotta è una cosa strepitosa, un grande musical, forse il primo vero grande musical italiano. Siamo nel 1919 e Viviani descrive un'umanità dilaniata dalla guerra appena terminata, un'umanità in conflitto, con una grande però desiderio feroce, desiderio di vivere, una umanità che è vittima e carnefice insieme, no? Sono tanti i temi che Viviani affronta in questa meravigliosa opera, come per esempio lo scugnizzo destinato, secondo Viviani, a una esistenza malavitosa per l'assenza dello Stato, quale argomento più attuale di questo, no? E poi, che so io, il contrasto fra cultura proletaria e cultura piccolo borghese, no? E poi, che so, dove la cultura piccolo borghese è sconfitta, secondo Viviani, perché gli è precluso il rito dionisiaco. Dice in una famosa canzone la cantante: sta in decatena sta libertà e scappa via, no? Quindi è sintetica la sconfitta della classe borghese. Ma ci sono anche tanti altri temi in questa opera meravigliosa. Viviani cerca di raccontare una festa e si rende conto che questa festa non la può raccontare perché non è tempo di festa, perché la festa si fa altrove. Ma che passo ciumba! Che bello! Don Salvatore, vi son servo, comandate. Un anicio! Brave! Un anicio! Venga, mio dopo questo che bello! Mi fatta davanti a novile cora, non mi rignamma, non so chiuttatore, oh Mastro Giorgio faccia sanità, non so più io mannaggia libertà, scorse venucchia, tengono un brutto pollice in d'orecchie, sopra vedore vino e si marracchie, te scarica canne in d'orecchia, scorse venucchia. E va bene, va bene. E va bene, va bene. Ma tratto come fosse non mi paglia. E grazie Nello per questo incontro. Abbiamo visto dei frammenti degli spettacoli di cui abbiamo parlato. Potremmo stare ancora a lungo naturalmente insieme. Il nostro sabato, il nostro tempo del sabato sta per terminare. Lasciaci con un momento speciale della scrittura di Raffaele Viviani, con un piccolo poema in cui la sua ironia e anche la sua capacità critica si esaltano. Lasciaci con, dillo tu, A cantata dei Pastura di Raffaele Viviani. Ma ricordo mercatante per cantare di Pasturo, 4-5 sarà tanto tutta a suocce coppe in mura. Se venivano triate fino all'ultimo biglietto e sto pubblico inzardata fino a fola la sala aspetta. E c'è stava la siera chela, a tu pesso co compare, a scupazzo con fafela, a tu pesca e o lavanare. Il maestro del mercato, gente porta e dopannina, rinda sala misurata, 4 volte e mezzo di vino. Immaginatevi avuto chi le vasce alla compagnia, che serata, che battuta, una nottata d'allegria. Tutta la gente si portava qualche cosa rinda la sacca, chi beveva, chi mangiava, senza cuolla, senza giacca, qualche femmina spuntata, una coppa a guardambietta e un marito. Le guardate, ma da porta rindolietta. Chi guardava? È tutto fisso. Io guardava che le lata. A moglie, ma a volesse? O sentimmo sto triata. Tutta artista dilettante.
tante, sfugature ro quartiere, mastrascia, scarracante, gravunara, panattiera, entusiasmati fa che start, e pascire in da cantata si pigliavano una parte dei biglietti da serata e portavano chi upate, chi nu frate qua mogliere, chi una soria innamorata, chi l'intera guagliunera. E a vedeva sta gente con curazza e con magliuno, chi sta è curto, non fa niente, cacia, mancano le bottune. La Maronna sta malata, stiamo senza prima donna, che gli esce accomigliata, Ferdino ha fatto la Maronna, a facci, che non ti garba, non passaggio sotto mante, come la faccio con sta barba, e te fai, che non ci vo tanta, comigliata in un momento, faccia vecchio carnevale, e sto dentro spazzamento, mi tacca a fa Pascale. E che musica! Un piano con maestra e 3 persone, tutte vecchie, e a coppa mana n'assaccavano ferbuna. E a mai s'aisava e asceva tutta a chiormin dall'inferno, come a prologo si dava la conquista dell'Averno. Lampi pece, fiamma rossa, una stagnera che accompagna, chi la frate ma minosse, esce figlio messo magna, non di palle, scommettimma, e nessuno mai parlava, poverimma, e nessuno accominciava. Uè, parlate! A me, compagni, Gabriele fu abbattuto dagli artigli miei grifagni, fascia figlia ma fa Pluto! Sì, compagni, Gabriele fu sconfitto e debellato, una francata di scorse mila, che noi abbiamo pavato, strilla, a Lucca e dolugione umbriaca si cacciava, e una mamma a un guaglione un coppo palca l'assettava. Andiamo avanti! E Belfegor insieme all'ata. Sì, compagno, nata volta, che scorre, che è successo? Che è un bagno, è guaglione, è roba santa, e ho mettito a foro valca, e che buono fa 50, cuccia all'asino scavalca, ecco Pluto, i son copata, spirti a noi, un applauso a Pluto, faccio sentire che è stata, va avuto. E o finale. Qui è bengala rossa e verde, qui è caduta all'impiedi, verticale, quanto applauso, che sbattuta, chi restava fuori a tela, tutta la sala caradeva, e lo fratello Raffaele salutava, soccredeva. Tutto suonero benina che in perfetto italiano non sapeva se era greca, giapponese o americana. Dopo Armenzio che trammava, le dicevo suono suoi perché o figlio supplicava, dissi il mio, or dimmi il tuo. Ogni vranghe e cartoscella, la soffitta che cadeva, e guagliuna e femminella, entusiasmata, a neve, chi le sopra sulle carte, e la volevo veramente, per la neve, che è l'arte, io non sto capendo niente. Dopo poco succedeva con Razzulla e Sarchiapone, prima ci già si redeva perché è roba ruriona. Sarchiapone si sentiva prima rinda qua canzone, non appena compareva una grande ovazione. Nurachitica, sciancata, qua valigia e con bastone, tutte vezzole scucciate, e Razzullo, oh Sarchiapone, mi conosci? Io sono Razzullo, chi Razzullo? O ma sti scuola, qua un abbraccio, sempre giullo. Non si sente una parola, voce, io sono Razzullo, non lo sai chi si immanuia, no pernacchia, mi è tuo bullo, chi starà a tutte e due, tutta a ridere, pensate, non poteva né più all'anzi, si faceva accapuzzata a sentire l'odore di panza. E poi Lazio, è tutto bello con Razzulla e Sarchiapone, con Cidonio, con Ruscello, con Papagnoro Bravona. Lo spavento va tempesta, la paura può cinghiala, la magnata rinda a cesta, e cartoccio cui regala,
E alla fine tutte pagge con zampogni e caramella, con l'arrivo di remaggia tutto quanto a vedere a stella. L'angiolilla non chiacchieppa, gli va a grotta e la rapeva. E a Maronna e San Giuseppe con bambina compareva. E a una palca, una maestra, Marò, tu ci aiuta. Se stai fresca, io sta chesta, che gli ho figli e baccalà. Va te, vuoi che te lo chiama? No, Pasca, tu ce la fa, Gesù. Se recitiamo, ma io un momento mi chiama, quando è fuori ti sbellomma. E a rammare, non ci sta. Magari la Maronna è omma, porta a mamma te ce la fa. E sto spasso mi è fornuto. Ci sono chiusa una cantata, ma però mi sono addormuta. Aggio verso la nottata. Senza più che la cornice, non c'è stava più sapore. A Madonna era un'attrice, Sarchiapona era un attore. Sono spettacoli di Natale, è una vecchia tradizione, con Madombalo, o Bengala, o Presepe, o Capitone. Chi l'ambiente e che la gente goppe scena a recitare. Chi le mo non vanno a niente perché avonno stilizzato.